Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, e allora ti chiedo subito, vedete la condivisione schermo, mi sentite? Sì, tutto ok, perfetto. Grazie mille Natalia, allora veramente un grandissimo buongiorno a tutte le nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora, ben ritrovati questa nostra rassegna stampa. Oggi subito ci concentriamo su vari scandali. Lo scandalo dei medici che redigevano certificati medici falsi per far evitare i rimpatri ad irregolari che invece andavano espulsi. Lo scandalo delle dichiarazioni del PM Gratteri, poi alla fine dichiarazioni che hanno fatto indignare, infuriare non pochi, anche tra colleghi delle toghe stesse, ecco. E poi ovviamente l'altro scandalo, quello dei tanti vescovi che si stanno schierando così chiaramente, palesemente per il no, questo referendum sulla giustizia. Oggi poi leggeremo, commenteremo assieme anche l'intervista al governatore leghista della Lombardia, Attilio Fontana, sul Libero, anche l'intervista del ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, invece per il giornale di oggi. E poi ovviamente però ci saranno anche quelle che sono le analisi di questa decisione, una sua vittoria del vice premier Matteo Salvini e ministro appunto delle infrastrutture e dei trasporti, che è riuscito ad evitare gli scioperi proprio durante questi giochi olimpici. E poi due collegamenti di oggi alle 8:40 con Matteo De Sio, come sapete conduttore per Te la rido io l'America lunedì mattina, e Matteo Mauri, nostro ospite, vi ricordate, coordinatore della Lega Giovani della Lombardia. Con loro ragioneremo di territori e giovani, territori quindi lombardi, Milano, il problema delle periferie, della mancanza di sicurezza, e poi ovviamente commenteremo anche questo clima di violenza che sta innescando la sinistra con manifestazioni sempre alla fine con protagonisti centri sociali e violenti. 9.05 poi collegamento con l'onorevole Anna Maria Cisint, l'europarlamentare leghista, e con lei invece affronteremo i temi del decreto sicurezza e poi anche del pericolo della fratellanza musulmana, e naturalmente le vostre opinioni sono sempre imprescindibili, quindi terremo aperto il consueto filo diretto con voi. Vi ricordo che potete intervenire chiamando allo 02 9294 7222, 3 volte 2 finali. Potete scrivere i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, il 340 6709 659. Vi ricordo sempre anche le nostre coordinate, quindi seguiteci dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, sempre dal nostro nuovo sito internet che è aggiornatissimo, naturalmente anche dalle app di Radio Libertà per i principali sistemi operativi, quindi iOS e Android, e naturalmente dal canale YouTube. E chiudo questa parte che ripetiamo spesso, no? Cioè, lo dico, può essere noioso, sicuramente, però ovviamente lo dobbiamo dire, tutto questo per chi si collega per la prima volta sulla nostra radio, quindi vi rinnovo questo consueto invito per sfuggire a quella che abbiamo definito l'ubriacatura ideologica del politicamente corretto e del woke, quindi abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta poco per aiutare questa radio che è un unicum. E allora andate sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Io avete visto, vi ho inquadrato qui la prima pagina di Libero con la lezione della Lollobrigida alle femministe rosicone, sì, perché le femministe si sono indignate per la sua foto con il figlio in braccio, l'Olimpione che ha commentato tanti commenti cattivi, ci sono rimasta male, soprattutto per gli attacchi delle donne. Quello che vi anticipavo, vedete qui intervista condotta da Fabio Rubini, sempre lui spesso che appunto si occupa sul Libero di Lega, i nostri giochi promossi dagli atleti. Attilio Fontana poi questa intervista, adesso vediamo, riporta anche i commenti positivi di alcuni atleti in questi giochi che hanno detto: quello che abbiamo visto qui non l'abbiamo trovato in nessun altro posto, in nessun altro gioco olimpico invernale. Sciopero rinviato, questa è la vittoria che stavamo commentando di Salvini che batte il landinismo. Allora subito l'editoriale di Mario Secchi, vedete, le Olimpiadi si confermano un ottimo investimento di soft power per l'Italia, ma c'è chi ha lavorato per l'insuccesso, sono stati tanti rosiconi, sabotatori, abbiamo visto.
quindi in primis le sinistre di vario conio, dai movimenti antagonisti ai partiti dell'opposizione con il fischietto contro l'AIS americana, una sceneggiata anti-italiana a cui si stava per aggiungere anche il sindacato che per sostenere il rinnovo del contratto dei lavoratori delle compagnie aeree aveva dichiarato uno sciopero dei voli per lunedì prossimo. Tutti a terra mentre sono in corso i giochi invernali, un vero e proprio scempio. Ma Matteo Salvini era pronto alla precettazione mentre Maurizio Landini sosteneva l'apocalisse della democrazia, sostenendo che è evidente che ci sia un tentativo di questo governo di mettere in discussione il diritto di sciopero, di manifestare e il ruolo stesso del sindacato. E il ministro dei trasporti ha fatto bene a mantenere la barra dritta perché alla fine i sindacati hanno spostato la protesta al 26 febbraio. Finalmente un atto di responsabilità, un rarissimo esempio, un ritorno alla realtà perché nessun italiano con un po' di sale in zucca avrebbe appoggiato una simile piazzata di fronte al mondo intero. Il landinismo ne è uscito sconfitto. Salvini ha vinto con l'arma del buonsenso che non è né di destra né di sinistra, ma che si chiama appunto interesse nazionale. E nazionale in questo caso fa rima con razionale perché appunto è stata una scelta sicuramente saggia. L'altro scandalo, no, dicevamo all'inizio di questa puntata, le dichiarazioni di Gratteri, 51 toghe adesso contro di lui. È riuscito quindi in questo esempio proprio di autogol, le accuse a chi voterà sì, praticamente vi ricordate, aveva dichiarato in questo modo favorirete lobby deviate, quello che non aveva detto insomma. La lettera ci scusiamo coi cittadini per le sue parole, dall'Associazione Nazionale Magistrati silenzio assordante. E poi quest'altro esempio, no, di censura ideologica, dopo lo andiamo a vedere, le liste anti-prof che le fanno, vengono redatte dagli studenti rossi, ma nessuno protesta perché è una lista contro quelli che di fatto non appoggiano l'ideologia gender a scuola, quel tipo di lezioni. Ve la apro subito, andiamo un attimo a pagina 11, siccome poi dobbiamo anche concentrarci su queste interviste che vi dicevo, vedete le liste di proscrizione rosse per i prof anti-gender, la dittatura progressista, se ne occupa Massimo Sanvido, vedete l'Unione degli Studenti che chiede i nomi dei docenti contrari alle lezioni LGBT e la sinistra tace, le schedature vanno bene solo se colpiscono i nemici. Avete capito insomma che liste di proscrizione? Il questionario degli studenti, raccontaci che ha deciso di impedire un corso di sesso affettività e poi i commenti qui di Azione Studentesca. Chi ci accusa di redigere delle liste di proscrizione deve guardare in casa propria e poi ci aspettiamo interrogazioni in Parlamento della sinistra anche stavolta, visto che è sempre pronta, no, a scendere in piazza, a gridare allo scandalo, a lamentarsi di censure, di diktat, e invece questa volta appunto la censura viene proprio da sinistra. Che dire che l'Unione degli Studenti nel proprio statuto si presenta come un'organizzazione autonoma e apartitica, il pugno chiuso però è ben visibile. E cosa c'entri questo con l'apartitico, visto che è un chiarissimo, no, rimando a quell'ideologia di sinistra, la bandiera arcobaleno che campeggia sul volantino social dell'ultima inchiesta che con la scusa di contribuire a una scuola più giusta e accogliente vuole invece stanare i prof non allineati all'ideologia LGBT. È nulla in questo senso. I giovani compagni, infatti, il 31 gennaio erano in piazza a Torino contro lo sgombero della Scatasuna perché difendere quello spazio occupato abusivamente per un trentennio significava difendere diritti, conflitto e futuro. E insomma, veramente si sentono sempre questi slogan e chiamiamoli anche con il loro nome. A questo punto, deliri ideologici. Sempre dalla prima pagina di Libero, vedete, missione Meloni in Africa e ora si unisce anche l'Europa e poi questo scandalo, appunto, non solo i magistrati, adesso pure i medici che bloccano le espulsioni. 6 i dottori indagati a Ravenna, falsi certificati per consentire ai migranti irregolari di non andare nei CPR, piante dosi, sabotaggio ideologico. Non bastassero i magistrati, ci si mettono anche i medici. Le loro decisioni pesano sulla grande domanda: perché gli immigrati irregolari non vengono rimpatriati? A Ravenna 6 camici bianchi sono indagati per falso.
E quindi vedete toghe contro queste espulsioni, adesso addirittura anche questi medici, questi camici, e poi l'altro scandalo delle tonache, chiamiamoli così, ecco, identifichiamoli con la parte per il tutto, comunque l'abito, il vestito, e poi quello che fa anche Daniele Capezzone nel suo editoriale di oggi per Il Tempo. Facciamo una velocissima divagazione, no? Apriamo un attimo il tempo proprio per farvelo leggere, e ovviamente penso magari molti di voi hanno già aperto anche il giornalone, no? Per vedere le prime pagine di tutti i quotidiani, e magari l'hanno già letta questa sua riflessione di Capezzone, però appunto rivolta su, vedete, camice, toga e tonaca. E qui lui esordisce: qui al Tempo abbiamo sempre manifestato un rispetto profondo, vero, naturale, da liberali e da conservatori quali siamo, verso i ministri del culto, verso i medici, verso i magistrati. In modi e su versanti diversi si tratta di 3 opere preziose per lo spirito, per il corpo, per la vita degli esseri umani e delle comunità in cui siamo inseriti. Di più, senza retorica, conosciamo la dedizione, il sacrificio, la fatica che portano molto spesso le figure che indossano una tonaca, un camice, una toga, e questo sacrificio che appunto poi fa loro donare se stessi molto più di quanto una funzione o un contratto di lavoro richiederebbero. Eh sì, perché poi è una disponibilità quasi totale, un dono di sé verso gli altri. Ciò detto, oggi vi proponiamo alcune storie sconcertanti che lasciano con l'amaro in bocca. È un po' il senso di quello che ci siamo appena detti sui tanti scandali, no, che stiamo vedendo. Primo, mentre numerose parrocchie sono già state trasformate in luoghi di comizi referendari per il no, scopriamo che il vicepresidente della CEI, quindi il vice capo dei vescovi italiani, Monsignor Savino, va, vedrete in che compagnia, è ad un convegno di magistratura democratica per il no, senza parole. Secondo, scopriamo che a Ravenna 6 medici sono accusati di aver firmato certificati per impedire che una serie di extracomunitari fossero condotti nei CPR e poi espulsi. Occhio, qui non si tratta di concedere 2 giorni a un lavoratore sfaticato certificando un forte raffreddore. Il rischio è di rimettere a piede libero gente pronta a delinquere e quindi a recare un male alla collettività. Terzo, a sinistra strillano perché un molestatore non è stato rimpatriato. Ah sì? Punto di domanda. Peccato che si tratti di un tipetto che prima ha usufruito di una sanatoria gentilmente elargita dal governo giallorosso, quella ve la ricordate dello Ius Covid, si definì così. Una sanatoria quindi che è stata elargita da quel governo giallorosso e che poi i giudici hanno ordinato di riportare qui dall'Albania. E allora eccoci alla morale di tutta la faccenda. Per ragioni diverse, una tonaca, una toga e un camice non dovrebbero essere magliette di parte. È troppo chiedere a tutti di ricordarselo? Esatto, cioè di essere poi alla fine a disposizione per la funzione che si dovrebbe ricoprire. E invece sembrano, no, usciti da quei collettivi di antagonisti, da quei collettivi così schierati appunto ideologicamente. Ritorniamo però su Libero, come vi dicevo, andiamo subito allora a commentare assieme questa intervista ad Attilio Fontana, al presidente di Regione Lombardia. Prima però, vedete, questo possibile accordo tra Stati Uniti e Russia contro la Cina, se ne occupa Fabio Dragoni, fra energia e Ucraina, compagni e Chiesa, chi non capisce che il pericolo viene da Pechino, Antonio Socci che scrive appunto su questo tema. La condanna di Jimmy Lei a 20 anni di carcere, resa nota a Hong Kong nei giorni scorsi, conferma la disumanità del comunismo cinese, perché equivale tutto ciò a una condanna a morte. Là infatti ha 78 anni ed è malato. E poi Annalisa Terranova che si occupa di quest'altro caso a sinistra, perché si sono indignati appunto questa scuola per una canzone che appunto ricorda l'esodo istriano, l'esodo di tanti italiani dopo il dramma delle foibe, dopo appunto la fine della seconda guerra mondiale, e quindi questo gruppo che ha cantato subito bollato come fascista. E allora, poi il nostro direttore Giovanni Sallusti, ecco ve lo segnalo e andiamo subito a leggerla, però a commentarla assieme, la sua riflessione proprio su questo altro scandalo, no, con cui abbiamo aperto oggi la nostra puntata. Vedete quel legame tra i vescovi e la magistratura democratica. Qui siamo
appunto a pagina 2, no, di Libero, vedete intanto lettera di 51 magistrati contro le parole di Gratteri, adesso ci indaghi tutti, le toghe a favore del sì protestano per l'uscita del PM di Napoli, ci scusiamo con i cittadini per quello che ha detto, ma dall'Associazione Nazionale Magistrati il silenzio assordante. E qui vedete appunto Nicola Gratteri che ha scatenato questo putiferio con le dichiarazioni sul voto per il prossimo referendum, e al centro il ministro della giustizia Carlo Nordio che stringe invece la mano a Giovanni Bachelet durante la trasmissione TV Porta a Porta. A proposito di questo referendum, scusatemi per l'altra divagazione, ma così intanto iniziamo a coprire un po' tutte le testate, a compiere il nostro giro. La questione, diciamo, fondamentale è quella sui sondaggi, se ne occupa ovviamente Pagnoncelli per il Corriere della Sera di oggi. Vedete, vi conduco un attimo, poi ritorniamo lì su Libero, e vi conduco un attimo a pagina 9 del Corriere di oggi, eccola qua, ve lo apro in questo modo, perché sono tante le simulazioni poi sui vari scenari a seconda dell'affluenza. Di questo, se ve ne ricordate, se ne sta già parlando da un po', da diversi giorni, perché cambia tanto il risultato a seconda poi dell'affluenza. Vedete qui le intenzioni di voto, tutta l'infografica, che poi ovviamente è costruita anche tenendo conto degli orientamenti tra i vari, no, elettori dei diversi. Per esempio, qui sono messi addirittura assieme Lega e Futuro Nazionale dopo la scissione e la fuoriuscita di Vannacci, però sostanzialmente qui la domanda principale, vedete, lei pensa di andare a votare per il referendum costituzionale dei prossimi 22 e 23 marzo? E ad esempio tra Lega e Futuro Nazionale il 36% che risponde sicuramente andrò a votare e poi un 28% sicuramente non andrò a votare. Guardiamo per esempio al confronto con gli elettori del PD o comunque chi si dichiara elettore, simpatizzante del PD, sicuramente andrò a votare 55%, 15% sicuramente non andrò a votare. E vedete poi come cambiano gli scenari, quello che stavamo dicendo a proposito dell'affluenza. Cioè, per esempio, con un'affluenza del 42%, se si tenesse oggi, qui vedete, no, nell'asse delle ordinate del scenario con affluenza supponiamo al 42%, e allora per esempio tra gli elettori della Lega 96, come per esempio anche di Forza Italia e Noi Moderati, che voterebbero sì. E poi andiamo a vedere per esempio lo scenario con maggiore affluenza, sopra il 50%, allora anche qui 96% che voterebbe a favore tra Lega, Futuro Nazionale, 96% invece anche, 96% anche, scusatemi, per Forza Italia, Noi Moderati, e sì, ad esempio, tra PD, Movimento 5 Stelle, che sono comunque i bacini elettorali, ovviamente in cui è maggioritario, preponderante il no, vedete, solo 14% per il PD in questo scenario, al 52% voterebbe per il sì, tra gli elettori del Movimento 5 Stelle il 24% voterebbe per il sì, e guardate quanti invece per il no, tra PD e 5 Stelle, 73 appunto per il PD e 66% Movimento 5 Stelle. Quindi referendum esito in bilico, questo è il titolone, no, dell'articolo di oggi di Pagnoncello, e l'affluenza sarà decisiva. Quota 46%, favorito il sì. Adesso prevarrebbe il no, 50,6%. Tra chi vota PD il 10% per la riforma, nel Movimento 5 Stelle il 24%. Ma sono sondaggi che vanno sempre presi con le pinze, l'abbiamo sempre ripetuto, bisogna poi sempre verificare se effettivamente siano corrispondenti alla realtà, siano la vera fotografia di quello che sta succedendo, ed è anche quello che ha detto per esempio Matteo Salvini a proposito di questi sondaggi fantasmagorici e plasmatici che girano, che addirittura attribuirebbero a Futuro Nazionale il 3-4%, ed è quello che lui ha dichiarato per esempio in questa ultima riunione del Consiglio federale. Vedete qui se ne occupa, andiamo allora a pagina 12 del Corriere della Sera di oggi con Marco Cremonesi che appunto scrive di questo. Ecco, ve lo apro da qui. Salvini torna all'attacco delle banche e su Vannacci meglio appunto non parlarne. Vertice dopo lo strato, slitta la nomina del sostituto, i leader istituti aumentino il contributo. E poi quello che vi dicevo a proposito dei sondaggi, il Consiglio federale è iniziato con un suo lungo
monologo sui sondaggi, qui questo monologo tra virgolette non sembra quasi no, una sorta di critica o di irrisione, che sarebbero falsi, ne circolerebbe uno che assegna alla Lega poco più del 6%. Il discorso è stata una rivendicazione del lavoro della Lega di governo e un appello alla mobilitazione. Prenderemo le presenze, avrebbe detto. Dei candidati alle suppletive in Veneto è stata delegata la Lega, a Rovigo si troverà candidato il tesoriere della Lega Alberto Di Ruba, a Padova il nome ricorrente è quello di Giulio Centenaro. La riunione si è conclusa con il collegamento del presidente della Camera Lorenzo Fontana, che avrebbe esortato i leghisti a riconoscere nelle interviste e nei passaggi TV i meriti della Lega e di Salvini, massacrato dalla stampa. La manifestazione del 18 aprile a Milano con gli euro alleati non sarà però dedicata alla remigrazione. Lo ha detto il capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Di remigrazione noi per il momento non abbiamo parlato, sarà invece un'iniziativa sull'orgoglio europeo, sull'identità e sulla difesa dei territori. Questo appunto Marco Cremonesi sulla Lega per oggi, appunto Corriere della Sera. E del Corriere della Sera vi segnalo anche l'editoriale di Aldo Cazzulo su tutte le difficoltà che sta incontrando Starmer, la caducità dei leader, poi dopo lo recuperiamo. Effettivamente il confronto con gli altri premier britannici è impietoso. Lui qui vedete cita Margaret Thatcher che governò 12 anni traghettando il Regno Unito dagli anni 70 agli anni 90, vincendo guerre. Sinkiat affondate, lo ordinò ai suoi generali quando fu avvistato l'incrociatore Belgrano, e poi ovviamente anche il lungo periodo di premierato, di premiership di Tony Blair. Invece adesso si sono succeduti e bruciati i tanti premier conservatori, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, che rimase in carica per soli 50 disastrosi giorni, ma adesso appunto dicevamo le difficoltà sono per Starmer, che appena un anno e mezzo fa appunto aveva vinto con una maggioranza schiacciante di 412 seggi su 650 e sembra già sul punto delle dimissioni. E allora, come annunciato, andiamo appunto a pagina 7 di Libero per questa intervista al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. Vedete qui la medaglia più bella, i complimenti degli atleti, quello che stavamo dicendo appunto sui tanti atleti che si sono confidati con il presidente leghista, riconoscendo la bellezza di quello che è il villaggio olimpico, delle strutture, di piste. Il governatore Lombardo che traccia un primo bilancio dei giochi, la presidente del CIO è molto soddisfatta, la gente entusiasta alla faccia degli odiatori. Eh sì, la locomotiva Lombardia durante i giochi mica rallenta, anzi se possibile accelera, e però è chiaro che con uno degli uomini che più ha creduto e lottato affinché questo evento diventasse realtà, ci permettiamo di mettere da parte tutto il resto per concentrarci solo su neve, ghiaccio, gare e medaglie. In questa prima settimana abbiamo visto Fontana parlare con gli atleti, visitare i luoghi delle gare, ma anche esultare davanti alla TV nel suo studio ai piani altissimi di Palazzo Lombardia. Governatore Fontana, quali sono le sue prime impressioni su questi giochi? Sono tutte molto favorevoli. Da quello che ho visto e che mi hanno riferito gli atleti, la presidente del CIO, Kissy Coventry, le cose stanno andando per il verso giusto. Tutti si sono espressi in maniera molto, e sottolineo il molto, positiva. E cosa le hanno detto gli atleti, che poi sono i veri protagonisti di queste 2 settimane? Innanzitutto mi hanno manifestato soddisfazione per la qualità di tutte le piste, dei luoghi di gara, di ghiaccio, di neve. Un atleta americano mi ha anche dichiarato che lo snow park di Livigno è il più bello che ha visto lui nel mondo, ma ha avuto ritorni positivi anche sull'accoglienza, su come si trovano nel villaggio olimpico, su come mangiano, su come sono trattati, sui rapporti che hanno in giro con le persone, tutti molto positivi. Così come positivo, almeno fino a qui, è anche il lato dell'organizzazione complessiva dell'evento. Tutto sta funzionando alla grande. Invece la presidente del CIO Coventry, come le ha manifestato la sua soddisfazione per la prima Olimpiade diffusa? In fondo anche per il CIO questo era un po' un esperimento. Lo ha detto anche pubblicamente che questa nuova idea di giochi diffusi è vincente, è l'idea migliore che si potesse fare. Ha dato una valutazione estremamente positiva e ne siamo orgogliosi. Riavvolgiamo però il nastro. Sera del 6 febbraio, stadio di San Siro, parte la cerimonia di inaugurazione. Quali sono state, ecco, le emozioni
che ha vissuto nel realizzare che finalmente quello per cui si era lavorato per anni, alla fine era lì, tangibile. È stata un'emozione fortissima che è nata innanzitutto dalla partecipazione della gente sulle tribune, perché si faceva sentire con entusiasmo, dimostrando di apprezzare lo spettacolo, e poi perché oggettivamente l'inaugurazione è stata molto bella, ammirata da tutto il mondo. Poi c'è stata l'emozione di vivere in diretta qualcosa che quando siamo partiti anni fa pensavamo potesse essere un sogno, e invece in quel preciso momento si era trasformato in una bellissima realtà. Vedete infatti il virgolettato, l'inaugurazione a San Siro, ho toccato con mano che il nostro sogno era una realtà. Che emozione! Fontana, siamo a metà dei giochi, sfidando la scaramanzia possiamo dire che tutte quelle gufate che si erano addensate su questo evento poi alla fine sono state spazzate via. Per ora sta andando tutto nel modo migliore, proprio come speravamo potesse andare, però cosa? Non mi dica che c'è qualcosa che non la soddisfa. Vede, quello che mi lascia un po' perplesso è che ancora oggi ci sia qualcuno che sui social racconti cose non vere solo per gettare fango addosso a questa iniziativa. C'è qualcuno che ancora oggi parla male delle nostre strutture quando invece tutti gli atleti, gli allenatori, la presidente del CIO dice che sono bellissime e funzionali. Questo è un meccanismo che lascia senza parole. C'è qualcuno che riesce ad odiare oltre l'interesse per il proprio paese. È qualcosa che proprio non capisco. Se le cose vanno bene, tutto ciò è positivo per tutti. Ma invece da un punto di vista politico, ecco, c'è stata una tregua olimpica, fino al giorno dell'inaugurazione ci sono state manifestazioni, il sentimento anti-olimpico resiste o c'è stato un cambiamento? Io credo che ci sia stata una strumentalizzazione che ha spinto alcune organizzazioni, comunque alcuni, a manifestazioni senza vera motivazione, ma con la sola speranza di creare difficoltà a chi ha realizzato questo evento. Poi sa, lo spirito antiolimpico dovresti respirarlo per strada, invece in tutti i posti dove sono stato ho trovato solo gente contenta che ringraziava e faceva i complimenti. Lo spirito olimpico c'è, i palazzetti sono pieni e in tanti partecipano a questo evento. Qual è l'impresa fin qui che l'ha più colpita? Lo ribadisco, quella di Federica Brignone. Io l'ho vista a luglio e girava ancora con le stampelle. Ha messo gli sci a novembre quando le altre atlete si stavano allenando da mesi e lei ancora aveva dolore. Più avanti ho avuto occasione di parlare con la mamma e mi ha detto che ancora le faceva male il ginocchio. Beh, anche solo per il fatto che sia riuscita a partecipare mi sembra che abbia interpretato nel modo migliore il concetto di sport, valori olimpici, perché ha dimostrato che non ci si deve mai lasciare andare, pensare che non si possa ottenere un risultato. La reazione, la determinazione sono tutte cose belle che sembrano impossibili. Invece è arrivato l'oro. E allora bellissima questa chiusura proprio con la storia di successo di questa vittoria dell'oro appunto di Federica Brignone. Vedo che però sono le 8:30, allora Natalia ti chiedo conferma, facciamo questo piccolo break, ma noi ci ritroviamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio olio nuovo prezzo vecchio, quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro e il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030 68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu è il sempre regalo. Alberto, l'olio buono
viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora abbiamo letto, sentito questa intervista proprio di Attilio Fontana per Libero, intervista condotta da Fabio Rubini, sulla soddisfazione per i Giochi Olimpici, e ci sono arrivati i vostri messaggi anche su questo tema, no? Vedete la domanda che si pone provocatoriamente questo nostro ascoltatore e ascoltatrice, perché non è firmato il messaggio: atleti soddisfatti, cosa si inventeranno adesso opposizione, sindacati e giudici per ostacolare tutto? E poi Mario ci scrive: buongiorno, la nostra Matone ha detto che la sinistra la sta buttando in caciara, ed è vero, la Simonetta Matone appunto, ed è vero, non avendo motivazioni valide per il no, a proposito del referendum per la giustizia. Forza Italia vuole la vittoria del sì, attribuendo i meriti a Berlusconi. I sondaggi dicono che il 70% dei sinistri che voteranno no lo faranno per andare contro la Meloni. Noi leghisti non dobbiamo farci fregare ed andare in massa a votare sì per il bene nostro e dei nostri figli. Mario, esatto, bisogna ragionare in termini di interesse generale, mentre invece a sinistra anche gli stessi elettori Dem stanno cambiando la vera motivazione, il vero scopo di questo referendum, e lo stanno politicizzando e personalizzando, perché è soprattutto un voto contro la Meloni. Quello che hai scritto te richiama praticamente la stessa valutazione che è compiuta oggi sul Tempo, e vi porto un attimo, credo sia a pagina 4, scusatemi, ricontrollo sul Tempo di oggi, pagina sì, a proposito del referendum, scusate, lo apriamo un attimo perché c'è proprio questa riflessione su questo argomento. E allora vedete, ecco, ve la apro da qui, ecco, il vice capo dei vescovi italiani che andrà al convegno per sostenere il no, quello che stavamo anticipando, lo scandalo, Monsignor Francesco Savino, che parteciperà a un incontro a Roma con Silvia Albano, la presidente di Magistratura Democratica, il Vademecum, la Lega che lancia i cartelli per il sì. Ecco cosa rispondere a chi vota no: perché la Lega dice sì? Per una giustizia più autonoma e indipendente, per liberare i magistrati dalla degenerazione delle correnti e per uno Stato più credibile. E poi quello che vi segnalavo, tutte le paure del referendum sulla giustizia, qui però siamo a pagina 3, quindi pardon, di Luigi Di Gregorio. E qui vedete il paragrafo proprio sul fronte del no, le loro motivazioni, come si sta compattando e come sta orientando il voto poi degli elettori, soprattutto del campo largo. Il fronte del no, scusatemi, sta lavorando soprattutto su paure sistemiche e identitarie. La prima è l'idea che la riforma possa alterare i rapporti tra politica e magistratura. Era anche quello che aveva lasciato intendere il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, quando in quell'intervento, se vi ricordate, aveva detto che bisogna preservare questi rapporti tra poteri così come delineati dalla Carta Costituzionale. La seconda è la paura del controllo politico sulla giustizia, che evoca direttamente la difesa della democrazia. La terza è una paura identitaria, ossia trasformare il referendum in un voto contro Giorgia Meloni e il governo. Eh sì, proprio questo tipo di personalizzazione avevamo detto. Il fronte del sì ha provato invece a puntare sulla paura della magistratura politicizzata. È una leva reale nel dibattito pubblico, ma meno efficace sul piano mobilitante. Perché mobilita di meno? Perché viene percepita come una paura legata al conflitto tra una parte della politica e una parte della magistratura, più che una minaccia che riguarda direttamente tutti i cittadini. Molti elettori sono convinti che non avranno mai a che fare con la magistratura, e quindi questa paura fatica a trasformarsi in urgenza collettiva. Emerge pertanto uno squilibrio comunicativo. Il no parla a paure collettive, il sì a paure parziali. Il no può personalizzare il voto contro la Meloni, il sì non può farlo perché aleggia lo spettro del 2016. Vi ricordate come andò a finire per Renzi? Nei referendum senza quorum questo squilibrio può fare la differenza. Se oggi la vera alternativa non è tra sì e no, ma tra partecipazione e astensione, allora la chiave non sta nel moltiplicare le spiegazioni, ma nel rendere percepibile l'urgenza. Da 80 anni l'Italia rappresenta un'anomalia tra le democrazie mature su questo terreno. Questo referendum allora non è una riforma tra le tante, ma uno dei rarissimi momenti in cui è possibile intervenire sulle regole del gioco, facendo sentire la propria voce.
Nei referendum complessi non decide solo chi ha più consenso, ma chi avverte di trovarsi davanti a un passaggio che non tornerà più facilmente. Ed è questa percezione più di ogni altra argomentazione che può trasformare una maggioranza potenziale in una maggioranza reale. E allora il messaggio è proprio questo: rendersi conto dell'urgenza, del fatto che finalmente si può cambiare in un certo modo la Costituzione, anche poi per adeguare il nostro sistema giudiziario a quello delle altre democrazie liberali, degli altri stati di diritto in Occidente, proprio riguardo la separazione strutturale tra le carriere della magistratura requirente e quella giudicante. E allora io ve l'ho citata, facciamo così: prima del collegamento con i nostri ospiti andiamo appunto sul giornale di oggi per l'intervista al ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, pagina 4, io ve lo apro da qua, cambiamo il percorso, eccolo qui, e vedete, ecco, si è caricata. In questi minuti, no, prima del collegamento, poi ovviamente ci ritorniamo per approfondire, vedete il virgolettato: se nel CSM restano giudici e PM insieme è sempre possibile il rischio di condizionamento. Quindi grande tema questo affrontato proprio sul referendum della giustizia. La campagna per il no, un carosello di fake news che confonde i cittadini. Fake news, ma poi dichiarazioni agghiaccianti, aberranti, da un magistrato che, per carità, impegnatissimo nella lotta antimafia, Gratteri, però poi abbiamo visto le prese di distanza insomma, da parte degli stessi colleghi che si sono indignati. Il ministro dell'istruzione replica alle sparate di Gratteri, ha fatto un colossale spot per il sì, veramente un harakiri, un autogol. Il precedente: la riforma è in linea con quella che nel 99 ha dato vita al sistema del giusto processo. E allora iniziamo a commentarla assieme, poi ci ritorniamo. Vedete, è un carosello di fake news e questo mi amareggia e mi preoccupa, spiega al giornale il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, perché così si confondono i cittadini. E a che cosa si riferisce, ministro? Purtroppo c'è solo l'imbarazzo della scelta. Leggo che con la riforma della giustizia solo i ricchi potranno difendersi, perché adesso il PM non sarà più obbligato a cercare anche le prove a favore dell'indagato. E non è così, no, il PM continuerà a fare il PM, i suoi poteri rimarranno sempre gli stessi. Più di un magistrato sostiene che la lotta alla mafia e alla camorra perderà forza, ma quando mai? Così si crea confusione, anzi si intossica, si avvelena l'opinione pubblica con argomenti suggestivi ma che non hanno nulla a che fare con la realtà, e tutto questo è veramente sconfortante. Avremo dunque il super PM? Altra bufala. Fra l'altro questi opinionisti dicono una cosa e poi subito dopo il contrario esatto. Un giorno il PM finisce schiacciato sotto il tallone dell'esecutivo, il giorno dopo si gonfia e diventa il super PM. Ecco, questa esattamente è una contraddizione giustamente da far notare nel dibattito di questi promotori per il no, perché in alcuni momenti sostengono che il PM verrebbe controllato dall'esecutivo assoggettato, falsissimo. In altri momenti dicono addirittura proprio l'esatto contrario, cioè sostengono ma con questa separazione poi i PM risponderanno solo a se stessi, si crederanno dei super poliziotti, faranno a gara a far condannare il maggior numero possibile di persone. Quindi capite insomma la contraddizione sistemica. E insomma, ma come vi dicevo, poi ci torniamo su questa intervista, approfondiamo, perché ora chiedo a te, Natalia, credo che i nostri ospiti siano già collegati, vero? Sono le 8:41. Stiamo cercando di collegare Mauri. Matteo De Sio è collegato, sì. Ah, e allora eccolo Matteo, salutiamolo. Grazie Matteo, ci senti? Ben ritrovato. Sì, grazie a te Pier per avermi invitato. Grazie. Allora, in attesa del nostro ospite, anche Matteo Mauri, come sapete, coordinatore Lega Giovani della Lombardia. Matteo, la tradizionale domanda sulla, diciamo, un'anticipazione, se ce la puoi fornire, ecco, per quello che sarà il Te la ridò io l'America di lunedì mattina. Ieri ci siamo un attimo confrontati, siamo rimasti anche noi un po' scioccati, sgomenti per le dichiarazioni del segretario alla salute Kennedy, ma probabilmente non so, credo che anche oggi i giornali parlano di questa conferenza di Monaco, della Germania, di Merz e comunque della risposta tedesca, quasi un anno dopo il famoso discorso di Vance a Monaco. Esatto, parliamo di un
Un Merz, tra l'altro, che ha fatto una dichiarazione quindi molto molto importante, perché già Macron si era espresso sull'argomento, sottolineando una distanza tra Unione Europea e Stati Uniti. Le parole di Merz segnalano una divisione forse definitiva, e non possiamo che dire che ovviamente non è colpa solo degli Stati Uniti, anzi è stata un'Unione Europea che ha cercato più volte di vincolarsi dal presidente degli Stati Uniti, proprio perché di pensiero politico opposto ai maggiori leader, escludendo l'Italia. Vedremo soprattutto cosa succederà per quanto riguarda le volontà del Presidente degli Stati Uniti, proprio per capire cosa succederà in Iran, perché hanno inviato la portaerei più grande del mondo in questo momento, proprio per mettere pressione vicino alle acque dello Stato a guida dell'Ayatollah. Vediamo cosa succederà in futuro. Questo intanto sarà uno degli argomenti di cui ovviamente ne parlerò questo lunedì. Grazie Matteo per l'anticipazione, ma grazie anche all'altro Matteo Mauri, che ci ha raggiunto. Ti vedo, ci senti? Eccoci, buongiorno, ciao Pier. Grazie mille Matteo, è sempre un onore, un privilegio averti come ospite. Ricordiamo te che appunto sei il coordinatore della Lega Giovani Lombardia, e allora ti chiedo subito, come concordato, questo futuro di Milano, no? Abbiamo detto che ovviamente Milano è una città che cresce, che attira gli investimenti, i talenti, l'innovazione, ma allo stesso tempo tanti giovani, no, che faticano a permettersi una vita, diciamo, dignitosa, e diverse periferie poi che si sentono abbandonate da Sala. Oggi anche questa riflessione sul caso Gabrielli, da quando lui è consulente per la sicurezza a Milano, sotto Sala è aumentata l'insicurezza. Ecco, tutti i temi di cui vi siete occupati come Lega Giovani a Milano e Lombardia, qual è veramente la priorità assoluta per rendere Milano, visto che si è ripetuto in questi giorni le due facce di Milano, oggi anche l'articolo di Feltri su questo, in risposta al New York Times, no? La Milano scintillante e sfavillante dei Giochi Olimpici, ma anche purtroppo questa Milano di Sala abbandonata a se stessa, no? Delle periferie, con dei giovani che si sentono un po' esclusi e ai margini. Sì, certo, c'è un tema molto importante su Milano. Ci stiamo iniziando a ragionare anche come movimento giovanile per fornire un programma all'altezza di quella che è Milano. Milano che deve rimettere al centro, secondo noi, i milanesi, no? E i giovani milanesi. Deve rimettere al centro le periferie, deve rimettere al centro l'essere milanese, passami il termine, no? Quindi riacquisire quell'identità, quella storia millenaria che Milano è, che Milano ha, che ha costruito negli anni, e che forse in queste giunte tra Pisapia e Sala è stata messa nell'angolo, è stata dimenticata, favorendo anche i grandi capitali globali, quant'altro. Sicuramente benvenuti, ma Milano deve essere milanesi. Noi diciamo una cosa chiara: gli spazi di Milano devono essere gestiti dai milanesi, che giovani per bene, e i giovani che soprattutto sono stati fatti nell'arco di questi anni, tipo Leoncavallo, uno su tutti, grazie a questo governo. Lo ricordiamo, una proposta, per esempio, misura di giovane che porteremo avanti, l'abbiamo già presentata attraverso un emendamento con il nostro capogruppo, il giovane Alessandro Verri, è quella di tenere aperte le metro 24 ore su 24 nei weekend, e in settimana garantirle magari fino a notte inoltrata, in maniera tale da dare più sicurezza alla città, dare più mobilità. C'è un discorso, oltre alle metro, di mobilità molto importante che va sviluppato, secondo me, su Milano, e quindi già questa sarebbe, già queste due metro, e ridare spazi ai giovani dove possano trovarsi, non a prezzi folli, degli spazi di coworking dove possano fare socialità in modo serio e non come fanno purtroppo tanti centri sociali, sarebbero già due risposte importanti, unita al tema della sicurezza, che anche qui sicuramente è un tema molto sentito a Milano, è un tema rispetto al quale purtroppo Sala
fa orecchie da mercante e la sua giunta adesso si è nominato questo Gabrielli, il problema è tutto quello che vediamo a Milano che si è sviluppato, che forse su questo un po' di colpa anche il comune ce l'ha, quindi una città sicura, vivibile e a misura di tutti e soprattutto dei giovani. Esattamente, io mi scuso con voi perché un attimo avevo perso, forse non mi avevate nemmeno sentito. Ecco, vi citavo proprio a proposito di Gabriele della Milano Insicura. Matteo, vedete qui a pagina 7 del Tempo di oggi, con il consulente Gabrielli, Milano iniziò la sua ascesa fra le città più insicure e infatti dal 5 ottobre 2023 al 6 febbraio 2025 fu consigliere di Sala, criticò la scelta dei carabinieri di inseguire Rami e il suo amico. Ma cambiando pagina, ecco, un altro tema di cui ti sei occupato è quello dell'intolleranza, no, a sinistra o del clima di censura. Prima abbiamo citato il caso di questi professori schedati da alcuni gruppi studenteschi perché magari non sono allineati all'ideologia gender a scuola, ma Matteo De Sio, mi rivolgo a te, l'altro caso, diciamo, di censura che abbiamo visto, insomma, in questi giorni da parte della sinistra, il caso Pucci a Sanremo. Sì, Esatto. è una censura a senso unico. Pucci è soltanto l'ultima vittima di questo sistema, un sistema che vuole imporre un determinato modello, vuole addirittura imporci cosa dire, cosa pensare, ci vuole rendere dei prodotti, dei consumatori senza un minimo di autonoma decisione. Noi questo non lo accettiamo, noi siamo sempre stati per la libertà in generale, quindi soprattutto per la libertà di pensiero, non vogliamo finire in un regime che ci deve dire addirittura cosa fare, cosa dire, cosa pensare e Pucci dal nostro punto di vista però non deve mollare, non deve farsi imporre dalla sinistra il fatto di andare o meno a Sanremo, deve essere una scelta sua, non esiste che ceda a questo diktat del pensiero unico, del politicamente corretto, perché nel momento in cui ci autocensuriamo, a quel punto lì coloro i quali vogliono imporci il loro modello purtroppo hanno la meglio, no? Lo dicevamo forse l'altra puntata di quanto il tema del politicamente corretto possa sembrare una cosa lontana, ma di quanto poi in realtà non lo è. Il caso Pucci ne è stata l'ennesima dimostrazione. Noi come movimento giovanile lottiamo da sempre contro la follia del woke, del gender, del politicamente corretto, perché rappresenta appunto un modello europeo, anzi mondiale, alternativo, opposto alla nostra visione di futuro. Esattamente, altra visione di futuro che a volte è anche un po' disfattista, quella della sinistra, no? Che si quasi bea di poter sabotare quelle che sono le iniziative di un governo di centrodestra, nel puro spirito, insomma, di antagonismo, di partigianeria, come è successo, Matteo, vengo da te, Matteo De Sio, per i giochi olimpici, insomma, alla fine tanto voluti, abbiamo visto da Attilio Fontana e Luca Zaia. Esatto, tornando quindi sulla tematica del territorio e di una Lega che si occupa, a differenza di altri partiti, proprio delle persone e delle città a livello locale, dobbiamo sottolineare, e chiediamo poi anche al nostro ospite ovviamente che cosa ne pensa, dobbiamo sottolineare quanto sia importante questa Lega che con progetti importanti e con progetti che alla fine funzionano, perché il villaggio olimpico non sembra che abbia dato particolari problematiche e sembra che le persone comunque a Milano e a Cortina stiano venendo. Sembra proprio che la Lega sia il partito proprio delle decisioni che aiutano a stimolare proprio le località. Sì, assolutamente condivido anch'io quanto detto, soltanto due dati per far rendere conto anche ai telespettatori di quello che significa avere le Olimpiadi Milano-Cortina in questi giorni. Per la prima volta innanzitutto è stata organizzata per la prima volta
al mondo un'Olimpiade diffusa, no? Tra Milano e Cortina. Lo stesso modello verrà copiato sostanzialmente a Parigi tra 4 anni, perché saranno in parte a Parigi, in parte dislocate sulla Costa Azzurra. È la prima volta che sono 2 regioni, nel caso di Milano Cortina, a organizzarlo, Regione Lombardia e Regione Veneto. È stata un'Olimpiade, mi sento di dire, quasi esclusivamente voluta politicamente parlando dalla Lega, perché ricordo che gli uomini che si sono mossi per portare a casa queste Olimpiadi, per redigere i progetti, sono Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana e Luca Zaia, forse su tutti. Quindi la dimostrazione che la Lega, laddove ha delle idee serie e concrete, laddove ha dei suoi uomini, laddove amministra, sa dare risposte non solo ordinarie ma straordinarie, dai consiglieri comunali ai sindaci, passando per i nostri eccellenti governatori. È la prima volta, tra l'altro, che in termini economici le garanzie non sono state date dallo Stato, perché ricordiamo che ai tempi c'era Lega 5 Stelle, doveva esserci anche Torino nelle Olimpiadi, ma la sindaca di Torino, la ex sindaca Chiara Appendino, si rifiutò perché 5 Stelle si misero contro queste Olimpiadi. Noi comunque le portammo a casa e Regione Lombardia e Regione Veneto diedero loro le garanzie economiche per svolgere queste Olimpiadi. E poi la cosa positiva, come dicevate prima, è che comunque rimarrà molto di queste Olimpiadi, no? Dal villaggio olimpico agli studentati, alle strade, alle infrastrutture nuove che ci saranno. Mi viene un esempio da citare, Pier, su Roma, la strada Olimpia, che conoscerai bene, fatta per le Olimpiadi, e non voglio immaginare cosa possa essere oggi Roma senza quella strada, piuttosto che l'aeroporto di Fiumicino fu realizzato per le Olimpiadi, poi lì in realtà purtroppo ritardò l'inaugurazione, ma oggi è un centro di snodo focale a livello aeroportuale in tutta Europa, quindi infrastrutture che rimangono, mobilità che va a migliorarsi e visione del futuro molto chiara, ecco. Mentre qualcuno è il partito dei no, no alla TAV, no a quello, no a quell'altro, noi invece cerchiamo di costruire attraverso i nostri amministratori, e penso che i risultati li stiamo vedendo tutti in questi giorni. Esattamente, una visione concreta di buon senso che poi sicuramente fa aumentare l'attrattività, fa crescere l'attrattività dei territori, però vari collettivi che hanno protestato contro queste Olimpiadi, contro queste infrastrutture, addirittura hanno ripetuto i soliti slogan, ma sono eventi che arricchiscono le solite oligarchie. E in questo clima di antagonismo, come poi non dimenticare gli scontri che sono avvenuti a Torino, con l'aggressione anche al poliziotto, quindi immagini che sono state scioccanti, che hanno veramente devastato l'opinione pubblica. Ecco, Matteo, come vedi questo episodio all'interno poi del quadro più ampio, no, del rapporto tra protesta, ordine pubblico, rispetto delle istituzioni, soprattutto tra i più giovani? Perché a me sembra ancora che la sinistra continui, no, a ideologizzare i più giovani, a mobilitarli, insomma, un certo tipo di indottrinamento da parte magari di alcuni docenti o comunque partiti e movimenti giovanili che poi soffiano sul fuoco delle proteste e sempre in maniera molto strumentale. Sì, certo, purtroppo una certa sinistra fa questo tipo di dottrina, ahimè, attraverso quei centri sociali di cui parlavamo prima, e poi succedono queste cose. Mi fa ridere il fatto che qualcuno, sempre a sinistra, abbia voluto dare la colpa della gestione dell'ordine pubblico in quel caso a Piantedosi, no? Quando invece se avessero come dire, contingentato con un raggio più ampio possibile quelle piazze, allora avrebbero gridato alla censura e al regime fascista, quindi che si mettano un po' d'accordo. Quelle immagini hanno fatto inorridire, anzi mi permetto di dire incazzare tutti, ed è qualcosa di veramente vergognoso. In Consiglio dei Ministri adesso finalmente è stato trovato un primo scudo penale per i poliziotti, perché secondo me è un principio sacrosanto. Non esiste che un poliziotto debba subire sputi, calci, insulti. Io sono della linea dura, ovvero della linea manganello libero, che non vuol dire come vuole far credere appositamente la sinistra, che i poliziotti debbano andare in giro a picchiare la gente, ma significa semplicemente che dare la possibilità a questi poliziotti di difendersi in questi casi. Ovviamente il referendum, che non tratta di questo argomento specifico, ma un primo passo
per ridare una giusta giustizia, perdonatemi il gioco di parole, ai cittadini, perché poi cosa succede? Che arresti clandestino lo rimettono in libertà, che arresti questi personaggi, ma poverini sono vittime della società, il giudice li rimette in libertà, allora diventa non più un problema di norme, ma di far rispettare la legge, no? Quindi la riforma della giustizia, del referendum che ci sarà a marzo, è un primo passo verso questo nuovo modello, questo giusto modello, mi verrebbe da dire, come c'è in tutti gli altri stati, di giustizia. Dopodiché c'è qualcuno che dice che il terrorismo rosso non esiste, che non ci sono più le brigate rosse. Certo, per fortuna le brigate rosse non ci sono più, però un altro tipo di terrorismo diverso, innovativo, un terrorismo che abbiamo visto in questi giorni essere organizzato, colpire scientificamente le linee ferroviarie, le piazze, organizzare manifestazioni fuori da eventi olimpici, e questo secondo me come tale va represso. È sempre quel gruppo Antifa che organizza queste cose, o meglio sono sempre quei gruppi Antifa che non hanno nulla a che vedere col vero antifascismo, questo è semplicemente occupazione militaresca, mi viene da dire, del territorio, perché è militare ed organizzata. Basti pensare che l'altro giorno a Lione purtroppo un ragazzo per essere sceso in piazza insieme a degli attivisti ad esprimere le sue idee è stato mandato in ospedale e si ritrova in coma farmacologico e praticamente in fin di vita a Lione, e questo rappresenta, e mi collego al tema di prima del politicamente corretto, la visione che hanno loro del mondo, no? Ovvero o la pensi come noi o sei nostro nemico e devi morire. Non è purtroppo l'unico caso, prendo un caso estremo ma che tanto estremo non è. In Francia e anche da altre parti sono costanti le incursioni che fanno gli Antifa nelle piazze, nelle sedi di alcuni attivisti di destra, soltanto perché non la pensi come loro, no? E io ritengo che questi Antifa debbano essere paragonati legalmente a dei veri e propri terroristi. Trump lo ha fatto in America, altri stati lo hanno fatto, anche noi abbiamo delle norme a riguardo, però appunto credo che insomma agire con durezza contro questi individui sia fondamentale. Assolutamente sì. Allora, in chiusura, perché vedo sono le 8:59, Matteo, ti chiedo subito, ma siete già impegnati, vero, per altri eventi come Lega Giovani? Secondo me, sicuramente poi da non dimenticare, da ricordare quello con Guido Guidesi, l'assessore allo sviluppo economico di Regione Lombardia, una conferenza che si terrà proprio a fine mese, vero? Giovani, imprese e futuro, sabato 28 febbraio. Esatto, anzi siete tutti invitati a Renate in provincia di Monza, giustamente Monza e Brianza, la Brianza sana, la Brianza che lavora, faremo un evento con l'assessore regionale allo sviluppo economico, Guido Guidesi, verranno anche altri ospiti, ci sarà il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, il giovane Alessandro Corbetta, che anche lui ha portato avanti importanti progetti di legge sulla qualità artigiana, per esempio in Lombardia. Ci sarà probabilmente il ministro Valditara per portare la sua testimonianza direttamente dal ministero sui rapporti tra scuola, formazione e lavoro. Insomma, ci saranno parecchi ospiti, sarà una giornata molto interessante con tanti giovani, tanti tavoli interattivi, dove uscirà un po' quello che è il manifesto, quello che sarà il manifesto della Lega Giovani sul tema del lavoro, che è un tema cardine, un tema molto importante su cui tanti giovani chiedono giustamente delle risposte. Seguirà poi un grande evento il 18 aprile in Piazza Duomo, dove faremo un corteo come Lega Giovani al grido di una parola molto chiara, che è remigrazione. È un evento con tutti i Patriots for Europe, con tutti i nostri alleati europei, e poi per andare, diciamo, in vacanza in bellezza ad agosto, verso fine giugno, faremo un evento nazionale come Lega Giovani che stiamo organizzando, e dove anche qui porteremo molti giovani, molti politici, molti imprenditori, molte parti sociali, ci confronteremo un po' sul mondo del futuro, su quello che sarà il mondo del futuro. Bene, benissimo. Allora vedi Matteo, confermi quello che poi si era detto, no, a Pontida, cioè di essere liberi, forti e senza paura. Quello che state dimostrando voi come Lega Giovani Lombardia. E allora grazie ancora Matteo, grazie per quello che ci hai detto, grazie poi per sempre il vostro impegno, la vostra testimonianza. Veramente speriamo di riaverti presto qui su Radio Libertà.
Grazie a voi. Grazie ancora a Matteo Mauri. E allora chiedo a te, Natalia, perché sono le 9:01, facciamo questa piccola pausa e poi ritorniamo con Matteo De Sio e ci colleghiamo con il nostro ospite che credo ci raggiungerà brevissimo, cioè l'onorevole Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega. Grazie, a fra pochissimo. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. A te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. E allora procediamo in questo modo, finiamo di commentare assieme questa intervista, no, a pagina 4 del giornale di oggi del ministro Valditara proprio sul tema del referendum. Prima l'abbiamo richiamato anche con il nostro ospite Matteo Mauri, no? Il gioco di parole, poi anche una figura retorica della giustizia giusta. La riforma quindi non favorisce imbroglioni e criminali come avrebbe voluto far credere Gratteri. La riforma è perfettamente allineata con la riforma Vassalli del codice di procedura penale, una riforma liberale, equilibrata, al servizio del cittadino e della giustizia. Tutte le parti potranno far valere fino alle proprie ragioni nel duello fra accusa e difesa. E come sapete ci stiamo occupando poi del tema del referendum sulla giustizia anche con questo nuovo spazio, no? Che abbiamo iniziato mercoledì scorso, ve lo ricordate, anche poi con il professor Giampaolo Azzoni. E poi vi segnalo anche infatti il riepilogo di quello che ci siamo detti, vedete, su Lettera 150, questo programma comitato costruito proprio con professionisti che sono poi soprattutto professori universitari, giuristi per il sì di questo comitato di Lettera 150, il think tank. E vedete poi la domanda che fa da titolo a questa riflessione di Giampaolo Azzoni, il professore appunto che insegna teoria generale del diritto all'Università di Pavia. È stato nostro ospite qui su Radio Libertà mercoledì. Revisione o integrazione costituzionale? Più che revisione, sostiene il professore Azzoni, in realtà è un'integrazione, perché è un allineamento poi della Costituzione anche all'impianto accusatorio del codice di procedura penale, il codice Vassalli. E infatti vedete la riflessione su questo punto proprio qui, no, nella parte centrale dell'articolo. Nel 99 viene infatti introdotto nella nostra Costituzione questo principio, quello ovviamente del giusto processo, ma questa tappa importante, no, nel cambiamento e nel riassetto fu possibile nell'88 con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, che adottò rilevanti elementi del modello accusatorio che è più rispondente alle esigenze di garanzia dei diritti dell'imputato. E poi era rimasto, scusatemi, in sospeso, perché l'avevamo citato e richiamato, ma poi non avevamo iniziato a leggerla assieme, anche la riflessione del nostro direttore Giovanni Sallusti sulla magistratura democratica, su questo rapporto con la CEI. E allora, prima di quest'altro collegamento, un secondo, ecco, ve lo rinquadro qui a pagina 2 di Libero di oggi, e vedete appunto nella parte del commento quel legame tra vescovi e magistratura democratica. E qui insomma nella conclusione addirittura si fa riferimento a quella che era stata l'intervento di Zuppi, prima l'abbiamo richiamato, che addirittura era stato chiarissimo, cioè un invito a votare no. Non era solo un fine sottotesto semantico di quell'intervento, fino alla ufficializzazione della presenza del suo vice sul palco di magistratura democratica, cioè di Monsignor Savino. Una fuga in avanti di cui deve essersi accorta la stessa CEI, visto che ieri ha diffuso una nota che ha retrodatato la posizione istituzionale alla circospezione zuppiana. E insomma poi alla fine qui la CEI era intervenuta nel dibattito pubblico, si era riportato in questa nota solo su temi di fondo, come ad esempio l'indispensabile equilibrio tra i poteri. Ma se questa non è un'ingerenza, allora... E invece io mi scuso con l'onorevole Cisint perché è già collegata, ci ha già raggiunto, vero onorevole, ci sente? Sì, buongiorno.
Buongiorno onorevole, allora grazie per essere qui con noi, veramente siamo sempre onoratissimi e privilegiatissimi per Grazie averla a come voi. ospite. E allora subito il grande tema della sicurezza, perché l'abbiamo anticipato con questo decreto sicurezza, abbiamo appena commentato, no, anche alcune innovazioni, alcune modifiche che sono state inserite. E le chiedo subito, visto che il dibattito è stato anche un po' arroventato, no, infiammato, perché c'è chi ha sostenuto che conterrebbe, ecco, delle misure di irrigidimento, ma in realtà abbiamo visto poi alla fine, sentendo anche l'altro ospite prima, Matteo Mauri, coordinatore della Lega Giovani della Lombardia, sono misure che chiedono gli stessi cittadini, che sono stufi, che non ne possono più poi di questo clima di violenza, di questo degrado, sono stufi anche dell'impunità. E quindi qual è veramente l'obiettivo più urgente che questo decreto intende raggiungere, quali effetti poi concreti li spiegherà sul territorio, un tema di cui lei si è occupato. Sì, direi che la sicurezza è un diritto che i cittadini correttamente pretendono. La sicurezza vuol dire anche democrazia, no? Cioè se ognuno di noi ha la possibilità di vivere diciamo in sicurezza, è libero di spostarsi, è libero di entrare a casa all'ora che preferisce, è libero di manifestare, no? E quindi diciamo che la pretesa della sicurezza assieme a quella della salute sta in cima ovviamente ai diritti anche costituzionalmente garantiti. Quindi bene ha fatto e fa il governo e in particolare chi se ne occupa, noi anche come partito, come Lega, siamo stati un po' i motori e i fautori. Ricordo che questo decreto non parte dopo Torino, era già e io lo so perché con il sottosegretario Molteni molte volte ne ho parlato anche per questioni magari specifiche. Quindi questo decreto era allo studio, è stato pesato, anche altre iniziative sono previste. Quindi bene ha fatto il governo a focalizzare su questo tema, molta attenzione, a lavorare seriamente, ad ascoltare, molto spesso non si sa, ma ad ascoltare anche la voce dei territori attraverso i prefetti, i questori, i sindaci. Ecco, quindi questo è il punto di partenza. Poi nel merito è chiaro che ci sono delle misure che oggi è stato necessario portare perché la società è molto cambiata, l'immigrazione anche irregolare ha portato realtà che non erano conosciute, non esistevano prima di questa, diciamo, invasione che abbiamo subito in questi anni a causa del lassismo e delle porte aperte che la sinistra vorrebbe ancora prorogare. Quindi misure ovviamente che limitano la possibilità di utilizzare delle armi che sono diventate di uso comune tra i giovanissimi, che appartengono, lo dico con una certa dose di preoccupazione, che appartengono a una cultura di paesi dove le danze dei coltelli approdano molto spesso con anche dei risultati, diciamo, di reati che sono considerati diversamente, no? Rispetto a ciò che noi abbiamo in mente di rispetto della vita e della dignità umana. Ecco, quindi alcune misure necessarie. A chi dice che queste misure sono repressive, dico che ognuno ha i suoi compiti, il governo, ovviamente il Parlamento devono fare le leggi. Da sindaco ho utilizzato ad esempio con molta anche efficacia, ad esempio i decreti di quando Salvini era ministro degli interni e certe situazioni hanno consentito a me da sindaco e a molti sindaci di risolvere o di attenuare problematiche, ad esempio, che le città vivono. Quindi certo che bisogna costruire in un paese di diritto degli strumenti che siano utili a risolvere questioni di questa portata, di questo interesse. A chi dice che non c'è poi l'alternativa sociale, dico che mai nessuno come in questo periodo il ministro Valditara nelle scuole abbia lavorato in questo senso, no? È giusto dire che le famiglie devono responsabilizzarsi, perché è chiaro che la prima educazione viene data nelle famiglie. Io non apprezzo sinceramente un lassismo anche, come dire, familiare in cui non c'è un principio di educazione alla legalità.
Però ecco, sicuramente nelle scuole questo è possibile, gli investimenti anche economici e anche di indirizzo che il ministro Valditara ha portato avanti in questi anni sono all'attenzione di tutti, basta andare a verificare anche che tipo di investimenti ha consentito, finanziamenti a scuole di ogni ordine e grado. Ora io spero davvero che queste misure consentano ovviamente di affrontare con maggior puntualità le situazioni che sono ovviamente sotto gli occhi di tutti, anche se nei numeri, devo dire, ha ragione il ministro Piantedosi, molti reati sono diminuiti, no? Ecco, perché bisogna anche inquadrare in un contesto più generale tutto ciò che accade. Aggiungo, e questo davvero lo auspico da cittadino, ovviamente da anche politico, da istituzione, ma da cittadino semplice, che però accada che l'altra percentuale importante di competenza della magistratura venga affrontata con, come dire, con maggior rigore, no? Maggior severità. Mi riferisco ai casi in cui con grande stupore tu ti accorgi che dopo aver picchiato o partecipato a quasi un omicidio nei confronti di un poliziotto, il giudice ritiene che questo non sia un atto così grave da far rimanere chi ha compiuto, chi ha partecipato, chi ha supportato queste azioni nelle galere dove deve stare, a mio avviso. La liberazione e addirittura, come dire, la comodità di firma la ritengo un oltraggio a quel poliziotto, ma a tutti noi che abbiamo sofferto vedendo quelle drammatiche immagini. Questo non vale solo per quell'occasione di Torino, vale per un principio anche di messaggio che esce. Che messaggio è nei confronti di chi ha intenzione di partecipare alle prossime manifestazioni, sapere che anche se tu combini robe del genere, domani mattina ti viene chiesto: scusa, per favore, mi sai dire a che ora potresti venire a firmare? Lo trovo di una vergogna assoluta, un messaggio sbagliatissimo e anche un'offesa grave nei confronti delle nostre forze dell'ordine, che si domanderanno a che cosa serve il loro lavoro e prenderle come è accaduto. Ma non soltanto, vi ricorderete anche, ma non sono casi isolati, li cito per dire come invece non si può rimproverare al governo ciò che non può fare il governo. La questione del bengalese, benché adulto, che ha violentato una ragazzina di 9 anni, quella violenza sessuale che lei ha abortito, peraltro una bambina di 9 anni, e il giudice dice: siccome quello è un sistema culturale, e io le confermo perché ho fatto il sindaco di una città dove ho potuto verificare che è questo il sistema culturale che hanno in certi luoghi del mondo, e li portano in Italia e li applicano in Italia, dire non è violenza sessuale ma derubricarlo ad atto sessuale e assegnare una pena di 5 anni lo trovo davvero vergognoso. Ecco, questa è la parte giudici e la parte dell'applicazione della norma. Quindi le leggi sempre devono essere chiare, restrittive. Io sono dell'idea che le pene minime dovrebbero essere alte, e le spiego anche perché. Perché davanti a una scelta del giudice di valutare le attenuanti e le aggravanti, se vengono valorizzate le attenuanti e sottovalutate le aggravanti, è chiaro che la pena minima arriva ai minimi edittali, no? E abbiamo visto che con la Cartabia sotto i 4 anni stai addirittura fuori, no? Cioè sei nell'area penale esterna dove hai la libertà provvisoria, oppure la firma, oppure i lavori di pubblica utilità. Ecco, quindi noi dobbiamo dare invece, penso io, nel rispetto delle leggi, anche l'applicazione che spesso viene sottovalutata, ma non è così, delle stesse norme, perché chi delinque, ci deve essere una chiara affermazione di principio. La persona per bene ha diritto alla sicurezza. Chi delinque deve sapere quali sono le conseguenze, e le conseguenze devono essere certe. Oggi, ecco, questa seconda parte
da parte di certi giudici della magistratura, che io rispetto profondamente e che credo che nella maggioranza sia composta da persone che soffrono essi stessi di queste situazioni, perché i primi a rimetterci sono proprio i bravi, onesti giudici che fanno bene e onestamente il loro lavoro. Beh, ecco, questa sia l'altra parte di cui noi dobbiamo tener conto e cercare di andare sulla strada della soluzione. La prima occasione è il sì al referendum, in questo senso, ovviamente. Assolutamente sì, e insomma il bisogno di sicurezza che viene avvertito dai cittadini, ma vengo da te Matteo De Sio, nostro co-conduttore oggi, perché un altro problema per la sicurezza pubblica, il nostro ordine pubblico, viene proprio dal pericolo, ecco, dell'islamismo, del fanatismo musulmano, vero Matteo? Esatto, innanzitutto ringrazio l'onorevole per essere nostro ospite e catapultandoci adesso proprio in tutta Europa, vorrei chiedere all'onorevole la sua opinione proprio su questa problematica dei fratelli musulmani, questa organizzazione terroristica che purtroppo nel corso degli anni ha ricevuto anche finanziamenti da parte dell'Unione Europea, da parte di quell'Unione Europea che, come diceva proprio la stessa onorevole, voleva accogliere indiscriminatamente a braccia aperte chiunque varcasse i nostri confini. Ecco, fratelli musulmani, tra l'altro, che notizia proprio di quest'anno, hanno avuto tra l'altro un richiamo anche da parte degli Emirati Arabi Uniti. Perché? Perché gli Emirati Arabi Uniti e il proprio sceicco di rappresentanza ha dichiarato di non voler approvare le borse di studio da parte dei propri studenti in direzione Inghilterra, proprio perché gli inglesi, in questa loro follia nell'inseguimento di un ideale che non esiste, hanno deciso per ora di non condannare un'organizzazione terroristica e infiltrata purtroppo a vari livelli nell'Unione Europea come i fratelli musulmani. Quindi vorremmo chiedere all'onorevole quali secondo lei potessero essere poi le mosse in futuro da adottare contro questa organizzazione, oltre al metterla ovviamente fuori legge e dichiararla terroristica. Allora, intanto la questione è veramente molto importante, sottovalutata da chi non conosce molto bene che cosa sta succedendo. Questo è un cancro del nostro periodo, del nostro, diciamo, di questo periodo ampio, no? Della nostra società, un cancro. Perché? Perché comunque purtroppo la radicalizzazione è entrata ovunque nel nostro paese. In Francia ha raggiunto livelli di allarme rosso, lo dice il report dell'intelligence francese, che ha allarmato persino Macron, che ha dovuto convocare un gabinetto di sicurezza. Che cos'è l'organizzazione dei fratelli musulmani? È un'organizzazione che in molti paesi hanno già bollato come organizzazione terroristica, come dicevi bene tu, e riceve dei fondi, dei finanziamenti da parte della Charity Foundation del Qatar e riesce a infiltrarsi nei tessuti sociali di ogni paese. L'ha fatto molto bene in Francia, infiltrandosi nelle associazioni culturali, nelle associazioni sportive, lo sta facendo e l'ha fatto in Italia. C'è una rete di imam molto pericolosa, sparsa ovunque, che predica l'odio verso l'Occidente. C'è una scuola a Verona, citata pure nel report dell'intelligence francese, che dice che quella è la scuola che forma gli imam di tutta Europa. L'UCOI, Unione delle Comunità Islamiche in Italia, non rende il proprio bilancio, non lo pubblica dal 2020. Noi vogliamo sapere da chi riceve i soldi, vogliamo sapere a chi li destina, perché molte delle moschee irregolari che sono in Italia, compresa quella di Centocelle a Roma, quella di Saronno e molte altre, sono finanziate proprio dall'UCOI, il quale UCOI riceve appunto questi finanziamenti che provengono spesso in abbinamento a ciò che appunto fa l'organizzazione dei fratelli musulmani. All'interno delle moschee, spesso, quasi sempre irregolari, lo sottolineo, che andrebbero chiuse tutte come io ho fatto nella città che ho governato, essendo tutte e tre irregolari. Se siamo un paese di diritto dobbiamo un po'
metterci d'accordo con il nostro cervello, no? Perché se noi sosteniamo che l'Italia è un paese di diritto, come è scritto peraltro nella Costituzione, allora vuol dire che quello che è illegale e illegittimo va risolto. Quindi nelle moschee spesso irregolari, finanziate con queste risorse, con questi finanziamenti, spesso si predica l'odio verso l'Occidente. Io ho assistito ad alcune predicazioni sui social che poi sono state cancellate, ma che mi sono mantenuta nei nostri video e nelle nostre registrazioni, dove l'imam di Bologna, quello di prima che è stato espulso, e anche quello di adesso, con chiarezza dicevano che entrerà Allah nelle case, chi non accetterà subirà la morte. Ma poi c'è molto di più, perché c'è una capacità di raccontare, di narrazione da parte di questa organizzazione, che non lo fa più con la spada, lo fa con la gentilezza, lo fa con quella che è la taqiyya prevista dal Corano, cioè ti racconto quello che vuoi sentirti dire e intanto mi infiltro. Dopodiché quali sono le conseguenze? Le conseguenze sono gravissime, sono l'applicazione della Sharia, che vuol dire sottomissione, che vuol dire sottomissione delle persone, delle bambine, delle donne, ma vuol dire soprattutto sottomissione di un paese. Vuol dire quello che è l'obiettivo finale che ha questa organizzazione islamica radicalizzata vicina al terrorismo, vuol dire sovversione del sistema democratico, cioè non è un giochino, vuol dire annullo la democrazia, ti sposto più in là e entro io a governare, che è quello che sta accadendo dove ci sono i primi germi, diciamo, germogliano i partiti islamici. È successo qui dove abito io, è successo a Roma, c'è la formazione del partito islamico, e succederà a Torino. Io dico che succederà anche a Venezia Mestre, perché il numero è elevatissimo di islamici. Alla sinistra, che crede, supportandoli, perché la sinistra è in rete, AVS, ma anche il PD sono in rete con tutte queste organizzazioni islamiche, come hanno dimostrato nella vicinanza ad Hanun, ad esempio, no? Quando c'è stato quello scandalo di raccolta di fondi per Hamas e che fingeva raccolte diverse, diciamo, ecco, a favore delle popolazioni colpite. Beh, la sinistra crede che quello lì sarà un bacino di voti, niente di più sbagliato. Questi hanno tutt'altra intenzione, e l'intenzione è quella di governare con i principi del Corano. Andrebbe domandato, io lo dico sempre e nel lavoro che stiamo facendo lo sottolineo, andrebbe chiesto: ma tu dal momento in cui predichi, no, in Italia, sottoscrivi un documento con il quale dici con chiarezza che quando c'è il contrasto tra la norma italiana e il Corano, tu dici, scegli e applichi la norma italiana? Perché non è così. Ho chiesto all'Unione Europea comunque più volte, adesso l'ho fatto anche con un'interrogazione, ho chiesto che appunto l'Organizzazione dei Fratelli Musulmani anche in Unione Europea venga dichiarata organizzazione terroristica. Esattamente. E allora, onorevole, visto che siamo in conclusione, purtroppo dobbiamo finire, no? Solitamente ci conferma Natalia alle 9:25. Noi vorremmo approfittare ancora di più della sua disponibilità e disponibilità e gentilezza, ma le chiedo invece come è venuta questa bellissima vignetta che lei ha pubblicato sui social, che la vede ritratta nelle vesti praticamente di una supereroina, tipo uscita da Marvel Studios, che vola in direzione, vero, di forse Bruxelles per gli appuntamenti sia sul territorio sia in Europa, e poi lei in conclusione che afferma: vado a chiudere un'altra moschea illegale. Sì, diciamo che siamo a Carnevale e qui a Monfalcone è davvero molto molto sentito, e ci sono tante iniziative molto belle, davvero bravissimi tutti coloro che lo organizzano da anni. Abbiamo veramente iniziative simpatiche, e tra queste iniziative c'è anche una pubblicazione che consiglio di leggere, ma è difficile da capire perché è scritta nel dialetto locale, che si chiama Bisiacco, e La Cantada si chiama, e in questa pubblicazione annuale, che è molto attesa da tutto l'Isontino, dove appunto abito, ci sono ogni anno delle vignette simpatiche che sottolineano con questa modalità anche le caratteristiche, magari con molta ironia, le caratteristiche di cose, di situazioni, di pensieri o azioni fatte, e quindi con grande intelligenza, in questo caso
un esponente veramente molto bravo e anche molto apprezzato del nostro territorio, che si chiama Blasini, ha disegnato e ha pensato a questa cosa. Mi è sembrata simpatica. Io non sono una che si offende facilmente, a parte che sarebbe difficile con tutte quelle che mi sono arrivate addosso in questi anni di tutti i generi e tutti i tipi, e questa l'ho ritenuto davvero intelligente e simpatica e l'ho pubblicata. Ma ecco, è una pubblicazione che con ironia sottolinea gli accadimenti nazionali e territoriali dell'anno con queste simpatiche chicche. Esattamente, ma è un po' la descrizione della realtà, onorevole, lei che appunto vola da un appuntamento all'altro, da un impegno all'altro tra Bruxelles, Strasburgo e il territorio, ovviamente il proprio collegio elettorale. E allora veramente grazie per quello che ci ha detto, grazie sempre per il suo impegno e veramente speriamo di riaverla presto. Volentieri, grazie a tutti e buon weekend. Grazie ancora all'onorevole Cisint, grazie a Matteo De Sio che ha co-condotto questa maratona finale, grazie a Natalia sempre per la pazienza, la tempestività, grazie a tutti voi che ci avete scritto, ci avete mandato tantissimi messaggi, poi ovviamente vi risponderemo sui social. Grazie ancora e buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato la rassegna stampa.